meritava una Vicenza di passaggio del Giro. Noi veniamo da Arezzo, Fogliano della Chiana. Appassionate, io a 15 anni che vengo, tutti gli anni. Però Vicenza mancava da 10 anni. Mancava Vicenza, era un luogo che non l'abbiamo mai visitato, per cui noi siamo sempre venuti l'ultima settimana. Che impressione avete? Bellissima, il giro per noi è stata una bella cosa. Io vengo da Sinalunga, in provincia di Siena. È 2 anni che vengo io perché mi piace vederlo, poi quest'anno è passato anche per Sinalunga, il giro. In Veneto e a Vicenza come le sembra questa organizzazione? Bella, bellissima. È entusiasmante per la città, ma anche per un cittadino normale che non segue lo sport, che non segue il ciclismo. Io lo seguo in parte, diciamo, però è giusto che la città sia coinvolta, sia anche partecipe in questa manifestazione. Per me è la prima volta e quindi sono anche un po' curiosa di vedere un po' l'arrivo, i ciclisti. Quello che ha visto adesso da Campomarzo all'organizzazione qui a Montebello. Nulla da dire, tutto perfetto secondo me. È un onore ospitarli, è anche un bel arrivo qui su Montebello, insomma faranno un bello spettacolo. Anche per lei? Penso di sì, la volata sarà interessante, sì.